Pagare le tasse comunali arretrate senza sanzioni o interessi di mora, la cosiddetta rottamazione delle cartelle. È il provvedimento passato in giunta comunale che permetterà ai triestini, imprenditori e semplici cittadini di mettersi in regola. La misura è stata illustrata dall'assessore comunale al bilancio Everest Bertoli insieme al sindaco di Piazza e ai capigruppo di maggioranza del Consiglio comunale. Proprio da più componenti del Parlamentino, infatti, erano arrivate proposte in questo senso dopo la legge di bilancio che ha delegato ai comuni le decisioni in materia. Negli ultimi 5 anni in questo paese, in questa città, si è abbattuto il Covid, si sono abbattute 2 guerre ed è facile insomma che dell'attività economica, anche delle persone, possano essere andate in difficoltà col pagamento delle tasse e delle imposte comunali. Tant'è vero che dai nostri conti ci risulta che, appunto, che dal 1 gennaio 2017 fino alla data del 30 aprile 2026, il periodo che abbiamo preso in considerazione, ci sono ancora 41 milioni di euro di tasse imposte da versare, dei quali 10 milioni di sanzioni. A tutti questi nostri concittadini in difficoltà e anche le imprese in difficoltà, li tendiamo la mano per superare questa difficoltà insieme. Ci possono versare la tassa dovuta, l'imposta dovuta senza le sanzioni, pagando in delle rata minima di 100 euro e una durata massima di 72 mesi. L'azione di riscossione che esclude le sanzioni riguarda le tassazioni ICI, IMU, TASI, TARSU, TARES, TARI e ICP, quest'ultima l'imposta comunale sulla pubblicità, relative al periodo che va dal 1 gennaio 2017 al 30 aprile 2026. Dopo il passaggio nelle circoscrizioni, la misura passerà al vaglio del Consiglio comunale per permettere dunque l'invio, contribuente per contribuente, di una specifica comunicazione a mezzo posta, dunque le tempistiche di adesione. Tempi di adesione per chi deciderà di scegliere questa formula agevolata: dal 1 luglio al 30 novembre si potrà rivolgere presso gli uffici dell'Esato ad aderire a questa proposta e ognuno saprà anche quanto deve versare e quanto risparmierà in sanzioni grazie a questo provvedimento. Portovecchio, come dicevo, è la sfida economica. Neanche a me piace questo progetto. L'altro grande fallimento della Giunta di Piazza è che hanno scommesso tutto su questa realtà, questo progetto di project financing, ma da quello che io posso vedere non sarà Costim la realtà che costruirà il nuovo Portovecchio e in qualche maniera il nuovo sindaco dovrà ripartire sostanzialmente da zero. I dubbi sull'avvio del progetto Costim da 620 milioni di euro di investimenti in Portovecchio, sollevati dal consigliere Francesco Russo del PD a Sveglia Trieste, hanno a che fare con la PEC arrivata ieri agli uffici del Comune di Trieste. Nella missiva la richiesta di approfondimento dell'ARPA sull'impianto energetico che prevede uno scambio di calore con lo specchio acqueo marino tra il Molo 1 e il Molo 2. Si tratta della prevista centrale TRL sotterranea per servire l'intero nuovo distretto di 66 ettari e renderlo autosufficiente, un impianto dedicato alla produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera. In realtà, ha spiegato a Tele4 l'assessore regionale all'ambiente Fabio Scocimarro, si tratta di un normale procedimento di screening sulla valutazione di impatto ambientale, come in tutti questi casi, ha aggiunto. Dopo la fase di pubblicazione dei documenti, in base alle osservazioni pervenute, vengono richieste le integrazioni opportune ed eventuali rispetto alle osservazioni inviate e pubblicate. Il soggetto proponente, dunque, dovrà rispondere entro 30 giorni a queste osservazioni, ma la procedura conseguente, fanno sapere dall'assessorato, non ha alcun potere di bocciatura o blocco dell'iter. Se le risposte fornite all'ARPA saranno ritenute sufficienti, non sarà necessaria la procedura di via e si passerà direttamente alla conferenza dei servizi finale, altrimenti la si dovrà aprire. Nel caso di specie, le tempistiche dovrebbero aggirarsi attorno ai 3 mesi, ma filtra un cauto ottimismo sulla possibilità di evitarla. Dunque, la chiosa del sindaco di Trieste di Piazza, che stamani si era già confrontato con gli uffici regionali competenti e conta di avviare la gara d'appalto per il progetto sull'antico scalo asburgico nell'anno in corso. Poche idee ben confuse. Allora rispondo a Russo. Adesso stiamo facendo l'analisi, ho parlato con la direttrice dell'ARPA, che naturalmente dobbiamo fare questa centrale che darà energia e riscaldamento al Portovecchio. È giusto che ci sia l'ARPA che controlla. Va bene così, ma non come dice lui che si blocca. Le cose si fanno in questa città con una punta d'orgoglio da oltre 25 anni. So che a loro le rode dentro, ma è così. No, che spero che la giacca non si strappi, insomma, quindi continuo a fare il mio lavoro.
Usa l'ironia il presidente Fedriga per rispondere a chi gli domanda del suo futuro politico e del fatto che siano in molti ultimamente a tirarlo per la giacchetta, futuro sul quale il governatore non si sbottona. Il mio appello è di un senso di responsabilità da parte di tutti, sapendo che siamo chiamati a governare e non a fare polemiche. Non è che devo scegliere la riserva, non è che decido autonomamente del mio futuro e soprattutto io oggi ho un mandato che devo espletare. Quindi lavoriamo in questa direzione, poi quando ci saranno le diverse scadenze decideremo insieme, ma non possiamo concentrarci sul futuro di uno o dell'altro. Penso che troppe persone oggi pensano al loro futuro e non al futuro della regione, lavoriamo per il futuro del Friuli Venezia Giulia. È incalzato ancora sull'endorsement del sindaco di Trieste Di Piazza che lo ha indicato come suo possibile successore. Fedriga replica. No, io devo ringraziare per le parole di stima del sindaco che sono ricambiate, perché penso che Roberto Di Piazza abbia cambiato il volto di Trieste, della città, con un impegno e con una cura al dettaglio, perché poche volte ho visto un sindaco che non fa semplicemente solo proclami, ma va a controllare i lavori come funzionano, se si va avanti, con tutte le criticità che ci sono in una pubblica amministrazione, in un comune importante come Trieste. È un lavoro difficile, penso che l'abbia svolto al meglio. Infine, sul progetto delle nuove province, sul quale non sono mancati gli screzi anche in maggioranza, Fedriga indica 3 tappe e 1 anno di tempo per realizzarle. Dobbiamo seguire questo percorso per far sì di non creare quei traumi che sono avvenuti con le UTI. Cioè noi ad ogni competenza dobbiamo dare risorse e personale. E devo dire che anche io sono convinto che le province porteranno un grosso risparmio, perché oggi noi abbiamo dei procedimenti anche di bassissima entità che vengono seguiti dalla Regione. Seguire quei procedimenti per contributi da 500 euro hanno dei costi enormi. Quindi quando sento qualcuno che dice le province aumentano il costo è l'esatto opposto. E oltretutto io sono innamorato di una cosa molto semplice, cioè la democrazia della scelta del cittadino. Chi governa la cosa pubblica deve essere scelto, mandato a casa dal cittadino. È una stagione che riteniamo possa essere importante perché, visto anche il contesto un po' geopolitico, presumiamo che le persone si fermino più o meno tutte quante vicino alla propria residenza o in un contesto europeo, per cui speriamo di attirare un po' di turisti in queste zone in più rispetto a quelli che già noi di solito abbiamo. Venerdì a Grado verrà inaugurata la stagione balneare. L'Isola del Sole si sta preparando ad accogliere i turisti, peraltro i primi vacanzieri già si vedono e lo fa con la consapevolezza che quest'anno qualcosa potrebbe cambiare. La situazione di crisi internazionale fra guerre e aumento dei prezzi per i trasporti tenderebbe a favorire un flusso turistico nostrano, con regionali che opterebbero per un soggiorno all'Isola d'Oro piuttosto che affrontare viaggi incerti. Soprattutto se perdurerà questo stato di agitazione, la guerra eccetera, problemi con i carburanti, problemi con i voli possono consigliare gli ospiti, i turisti a rimanere entro una certa cerchia rispetto al proprio territorio di appartenenza, per cui contiamo di avere qualche presenza in più sicuramente di italiani, di austriaci, dei nostri vicini insomma. Al turismo italiano e tradizionale si aggiunge quello dell'Est. Negli ultimi anni Grado ha conquistato vacanzieri da nuovi paesi. Si è registrato un incremento sensibile della presenza di polacchi e di ungheresi a Grado, quindi un mercato dell'Est che per noi è un mercato relativamente nuovo ma che è in continua crescita ed espansione di anno in anno. Ma l'amministrazione comunale ha un altro obiettivo: potenziare l'offerta turistica grazie al superamento di alcuni ostacoli economici. Facciamo parte, Grado, assieme a tante altre spiagge, del gruppo dei comuni del G20, che sono quei comuni che hanno più di 1 milione di presenze e che devono garantire tutta una serie di servizi pur avendo pochi residenti. Noi siamo un comune che ha 7.700 residenti, però in stagione arriviamo ad ospitare anche 80.000 persone, quindi dobbiamo predisporre la città e offrire una serie di servizi che devono essere tarati su questi numeri e non sui residenti. Per cui di recente abbiamo presentato proprio a Roma una proposta di legge il 16 di aprile per cercare di avere un riconoscimento come stazioni marittime ed avere quindi anche qualche, dal punto di vista economico, qualche risorsa in più. Ieri è arrivata la polizia, è arrivata il corpo dei vigili del fuoco, anche l'ambulanza mi sembra che è arrivata e basta.
Non sapevo che la signora era morta, mi dispiace. La signora abita proprio sotto di lei? Sotto di noi. È così che i condomini del Palazzo al Civico 3 di Via Gozzi hanno capito che era successo qualcosa di grave nell'appartamento della pensionata ottantenne, loro vicina di casa. L'anziana è stata trovata morta in circostanze non chiare. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per forzare la porta ed entrare nell'appartamento poco dopo le 21 di ieri, lunedì 27 aprile. All'interno i soccorritori hanno trovato la donna a terra con tracce di sangue in diversi punti del pavimento. Dunque sono entrati in azione i carabinieri insieme agli esperti di rilievi scientifici e al medico legale. Stando alle prime analisi, la morte sarebbe stata recente e non vi sarebbero delle tracce di violenze riscontrabili in modo chiaro. L'anziana vive da sola ed aveva un passato di paziente psichiatrica. Non è chiaro però se quella casa fosse frequentata o meno da altre persone. Alcuni vicini parlano di un anziano che sporadicamente si vedeva entrare nel portone del palazzo in compagnia della vittima, in quella laterale di via Pauliana, parallela a via Udine. Anche sull'uomo per il momento non vi sono dei riscontri precisi. Le indagini in corso mirano ad appurare innanzitutto le cause del decesso, ma solo l'autopsia potrà fornire elementi sufficienti a chiarire il quadro, escludendo o meno l'ipotesi di un intervento esterno, cioè chiudendo il caso come morte solitaria, magari a causa di una caduta, oppure innescando ulteriori accertamenti. Un 35enne residente a Grado è stato arrestato lo scorso 10 dicembre nell'ambito di un'operazione condotta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Gorizia, a seguito della quale altre 5 persone sono state deferite a piede libero. L'uomo deve rispondere di un totale di 12 capi di imputazioni, reati di estrema gravità. L'indagine si è sviluppata in seguito al ritrovamento nel giugno del 2024 del cadavere di un 43enne, il cui decesso era stato causato da un'overdose di eroina combinata con il consumo di cocaina ed alcol. Analizzando meticolosamente i dispositivi digitali della vittima, in particolare la corrispondenza WhatsApp, i carabinieri sono risaliti ai contatti serrati dal linguaggio criptico ma decifrabile con la persona poi arrestata. L'indagine ha assunto, a partire dai primi mesi del 2025, una portata vasta e strutturata, che ha monitorato i contatti fra l'allora ancora solo indagato e numerosi clienti, svelando il gergo alla base dei contatti, ma anche il modus operandi grazie ad appostamenti e pedinamenti. Il sistema di spaccio era gestito direttamente dal 35enne dal proprio domicilio. Una busta di plastica appesa al cancelletto della sua abitazione fungeva da sportello clandestino. L'acquirente arrivava, infilava la mano nella busta e ritirava lo stupefacente. Per rifornirsi della droga, l'uomo aveva ideato una serie di modalità particolari. Parte dello stupefacente arrivava attraverso viaggi programmati verso stazioni ferroviarie, altre volte si rivolgeva a complici che fungevano da autisti, persino di corrieri professionali ignari del contenuto dei pacchi. Inoltre il 35enne utilizzava Telegram, anche in questo caso attraverso un linguaggio cifrato. Un coetaneo dell'arrestato è stato identificato quale anello cruciale del traffico, e spesso egli recuperava la droga presso i fornitori in cambio di una sorta di mancia monetaria. Anche la fidanzata dell'arrestato risultava coinvolta. I militari l'hanno infatti sorpresa mentre nascondeva in bocca dosi di eroina. Altri sequestri hanno riguardato stupefacenti occultati all'interno delle autovetture. Oltre all'hashish e all'eroina sono stati recuperati metadone, MDMA e dosi della droga dello stupro, bilancini, strumenti di precisione e ingenti somme di denaro in contanti. La procura di Gorizia, titolare dell'indagine, ha ritenuto necessario l'arresto non solo alla luce dei gravi indizi di colpevolezza raccolti, ma anche perché era emerso un inquietante pericolo di fuga, oltre alla reiterazione del reato. L'uomo infatti aveva intenzione di lasciare il nostro paese per il Sud America. È entrato nel bar dopo aver infranto la porta a vetro con dei sanpietrini precedentemente posizionati. Nel giro di 20 secondi il ladro ha scavalcato il bancone, preso una batteria per un navigatore satellitare di uno scooter e se l'è data a gambe. Non ha rubato soldi, ma ha provocato danni per centinaia di euro. È il colpo messo a segno alle 4:23 di questa notte al Risto Bar Boccacico di Viale 20 settembre. La scena interamente ripresa dalle telecamere, con l'allarme che è scattato immediatamente. E ho guardato subito il mio cellulare, dove il cellulare mi faceva vedere che c'era uno scasso in atto. Guardo nelle telecamere, io ho visto che l'individuo stava scappando. Quando è scattata alle 4:23, come dicono le telecamere, lui prima si è servito delle pietre e ha rotto il vetro, poi ha preso il secondo oggetto, un pezzettino di legno, e
aperto la porta, diciamo il vetro, è entrato dentro in neanche 20 secondi, ha frugato dietro il bancone, ha fatto un salto, ha preso quello che ha trovato, c'era una borsetta dove avevamo noi l'accessore per far quando facciamo le consegne, con una piccola batteria di uno scooter per far partire il navigatore, ha preso quello ed è scappato via. Prima dell'irruzione al Boccacico, il malintenzionato aveva effettuato altri sopralluoghi posizionando dei sanpietrini. È la terza volta in appena 2 mesi che il titolare del locale subisce furti e danni. Il sospetto è che il responsabile di questi episodi sia la stessa persona. 2-3 settimane prima, se era lo stesso, perché abbiamo visto che erano sempre lo stesso, si aveva già portato il pezzo dove teniamo noi il registratore di cassa. Questa volta è venuto per un'altra cosa. La prima volta si è portato il registratore di cassa, la seconda volta non è potuto entrare perché c'era un licchetto più pesante, la terza volta si è organizzato rompendo il vetro, perciò adesso si è portato solo accessori e creando un grande danno. Questo è l'ingresso esterno del Conad Granduino, dove questa notte i ladri sono entrati sfondando questa porta. Vedete i vetri infranti e poi hanno fatto il loro ingresso. Non possiamo che definirla la banda delle casse automatiche. Dopo aver colpito alla Conad di Opicina, spaccando la centralina del sistema d'allarme, svuotando 3 casse su 4, stavolta i ladri hanno preso di mira il supermercato Granduino, anche questo dislocato sul Carso, a poca distanza dal confine con la Slovenia e affacciato su una grande via di scorrimento, con pure un ingresso autostradale a poca distanza. Se la logistica per la fuga era quanto mai favorevole, a destare sconcerto è stata la modalità rozza dei responsabili del furto. 2 porte infrante, prima quella laterale esterna, poi l'antipanico che funge da uscita di sicurezza dislocata a un passo dalle casse automatiche. Anche in questo caso l'azione criminale è stata registrata dalle telecamere di sorveglianza interne ed esterne del punto vendita. Sui video, infatti, ha lavorato per tutta la mattina la squadra della polizia scientifica. L'intrusione alle 3:20 ha fatto scattare l'impianto d'allarme, lasciando ai malviventi solo qualche minuto di margine per aprire le casse. Anche qui all'insegna del spacca e arraffa, riducendo in 1000 pezzi serrature, sportelli e altri impianti collegati. Non è ancora chiaro l'ammontare esatto della refurtiva, ma sarà certamente superato dalla conta dei danni provocati e le conseguenti necessarie riparazioni. Mentre l'esercizio commerciale, dislocato sul sedime dello storico Bar Bianco, questa mattina ha aperto regolarmente. Tra le 1000 domande dei clienti allarmati dai nastri di delimitazione della polizia, si sono svolte le indagini del commissariato di Duino e gli altri accertamenti tecnici del caso. Oltre a lavorare sull'identità dei ladri, a patto che fossero riconoscibili e non a volto coperto, altre informazioni utili potrebbero emergere dai mezzi a motore utilizzati per la fuga. Stop agli stipendi della Startech di Trieste. La pessima notizia arriva proprio alla vigilia del 1° maggio, festa dei lavoratori. Si tratta dell'azienda che ha preso il posto dell'ex Flextronics, poi Adriatronics, che occupa 320 addetti nello stabilimento sito in zona industriale, già protagonista di complesse vicende societarie e problemi di liquidità. Lo stabilimento produce accessori e componentistica elettrica ed elettronica per conto terzi. Immediata la mobilitazione dei sindacati di categoria, CGL, CISL, UIL e UGL. Un'azienda che ha una storia veramente incredibile, dove non può essere che un 1° maggio di rabbia, in realtà è un incubo per una situazione industriale che sembrava risolta e dove neanche un mese fa avevano confermato al tavolo ufficiale di proroga del contratto di solidarietà che tutto veniva confermato, piani, investimenti, progetto industriale, addirittura in autunno dovevano rientrare tutti i lavoratori e le lavoratrici dal contratto di solidarietà. Invece abbiamo dovuto registrare a ritardo del pagamento degli stipendi che c'è un tema di cambio della compagine societaria e quindi è a rischio l'intero progetto. I lavoratori e le lavoratrici vivranno un 1° maggio da incubo. A stretto giro la mobilitazione della Regione Friuli Venezia Giulia per voce degli assessori regionali al lavoro Alessia Rosolen e alle attività produttive Sergio Emidio Bini. Preso atto, scrivono in una nota, delle comunicazioni aziendali in merito alla temporanea impossibilità di versare le retribuzioni del mese di aprile, incontreremo già nella giornata di lunedì 4 maggio, insieme al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il legale rappresentante di Startech Trieste per un urgente aggiornamento
aggiornamento circa la situazione dell'azienda e le criticità che sono emerse nell'ultima settimana. Martedì invece l'incontro in azienda con le rappresentanze sindacali. È una brutta notizia, ci hanno comunicato esserci un problema attualmente di liquidità dovuto a uno sbilanciamento anche tra gli investimenti effettuati e ovviamente anche le partite, insomma le entrate dell'azienda, quindi questo è quanto è stato comunicato alle rappresentanze di fabbrica, cosa che sicuramente ci ha posto prima di tutto, questione che abbiamo condannato immediatamente perché è necessario che venga ripristinata immediatamente la regolarità retributiva dei lavoratori, ma ovviamente ci ha posto in allarme circa insomma anche la verifica di quello che è il progetto industriale che è stato presentato, ricordiamo, solo insomma non sono passati tanti mesi, parliamo di settembre del 2025, quindi ci siamo attivati, abbiamo chiesto immediatamente un incontro alla proprietà, cosa che si verificherà martedì mattina. La Trieste Young stamani ha ufficialmente aperto l'edizione 2026 della Trieste Spring Run, quantomeno per quanto riguarda Trieste, essendo stata preceduta da un paio di gare a Muggia. Una piazza unità coloratissima e soleggiata ha accolto e accompagnato le gare riservate ai più piccini, impegnati su diverse distanze a seconda dell'età, accomunati dalla voglia di divertirsi indipendentemente dal risultato. L'attenzione di tutti è però concentrata su domenica, quando si farà sul serio. Gli appuntamenti sono 3 e Trieste Atletica, che organizza la Kermesse, tiene a sottolineare intanto il ritorno della maratona. È importantissimo ed è una scommessa che daremo vinta sicuramente domenica, ma che già ha vinto con i numeri. Siamo ripartiti quest'anno e i numeri segnalano 800 partecipanti da tutto il mondo. Abbiamo rappresentate quasi 40 nazioni sulla maratona e altrettante sulla mezza maratona. Mezza maratona che peraltro è sold out ormai da 10 giorni, 12 giorni. Quindi la partenza delle altre gare che da anni ormai sono il marchio di fabbrica della manifestazione. Alle 10 la 21K ad Assistiana e alle 10 dal bivio di Miramare partirà la Bavisela Family Run, che è un po' la festa dove sono attesi sicuramente non meno di 10.000 persone. Ad oggi, e le iscrizioni online le abbiamo chiuse ieri, siamo ad oggi circa 6.500-6.600. Oggi partiamo con le iscrizioni al Centro Expo e col ritiro dei pacchi gara e i pettorali. C'è quest'anno una novità che riguarda la partenza dei percorsi. Le gare arriveranno dalla città, quindi non arriveremo dal mare verso il palazzo del comune, ma arriveremo dalla città in direzione mare, quindi un'apertura verso il mare.